A Maronna t'accompagna. Questo è uno dei saluti più antichi e più diffusi nella città di Napoli. Sì, a Maronna t'accompagna, è il saluto che la mamma dà al proprio figlio quando va a scuola la mattina, che al marito quando va al lavoro. Era il leitmotiv di un famoso cardinale napoletano. A Maronna t'accompagna è un saluto che nasce molto probabilmente nella seconda metà del Settecento e nasce ed è legata alla diffusione degli altarini devozionali mariani, delle edicole votive dedicate alla Madonna, che popolarono l'intero centro storico della città. Tutto nasce grazie a un prete domenicano, padre Gregorio Rocco, confessore spirituale di Carlo di Borbone, Sua Maestà, re di Napoli dal 1734, e poi confessore di suo figlio Ferdinando, il re Nasone, il re Lazzarone. Siamo nella seconda metà del Settecento e i Borbone volevano provare a dare una prima forma di illuminazione pubblica notturna alla città di Napoli, anche per lenire il problema dei mariuoli. Sì, all'epoca c'erano dei mariuoli, e la tecnica più diffusa di ladrocinio era a funinot. Ancora oggi, quando un napoletano viene ingiustamente accusato, no, di un reato che non ha commesso, dice: oh, ma che ti pensa, vaga mattenna a funinot? Cos'era funinot? Era un sistema di ladrocinio molto diffuso in quell'epoca. Una corda di canapa si stendeva in un buio vicolo napoletano, il viandante passava, in quel momento veniva tesa la corda, lui cadeva e veniva derubato di ogni cosa. Per tentare di dare una prima forma di illuminazione notturna alla città, i Borbone cominciano a installare delle lampade a olio, soprattutto nei crocicchi, dove erano gli incroci di strade. Ma i mariuoli naturalmente non erano affatto interessati alla luce di notte, quindi più i Borbone installavano lampade, più i mariuoli andavano scassandole. Fino a che padre Gregorio Rocco fu illuminato da un'idea geniale. Maestà, il problema ve lo risolvo io e a costo zero. Fece stampare migliaia di immagini mariane, immagini della Madonna, e le distribuì a tutte le case napoletane, a tutti i bassi, chiedendo semplicemente che le donne se ne prendessero cura. In che modo? Magari con un lumino devozionale, con una piccola lucetta davanti all'immagine della Madonna. Padre Gregorio Rocco confidava sul fatto che pure i mariuoli non avrebbero avuto il coraggio di distruggere gli altarini devozionali dedicati alla Madonna, e con questo stratagemma padre Gregorio Rocco donò alla città di Napoli, alla buia notte napoletana, una prima forma di illuminazione con gli altarini devozionali e le lucette votive. Naturalmente la maggior parte delle edicole mariane, quelle che davano un po' di pubblica illuminazione, erano posti agli incroci di strade, in foro puntona. E quindi che cosa accadeva? Che fra un'edicola e l'altra, soprattutto nelle zone al di fuori delle mura, accadeva che c'era un vicolo buio. E quindi l'unica speranza per non essere derubati è che la Madonna ti seguisse con il suo sguardo da questo altarino devozionale al prossimo altarino devozionale mariano. Ed ecco perché nasce questo tipo di saluto: che la Madonna ti accompagni da questo luogo al luogo successivo. Beh, ma se questo è vero, e quindi che la Madonna col suo sguardo ti seguiva da un altarino all'altro, potremmo dire che la Madonna fu la prima forma di videosorveglianza della storia di Napoli.